La Juve è campione d'Italia. A proposito, mettiamo il video dei festeggiamenti, lo mettiamo qua. Visto che non ho fatto il video, era inutile, facciamo un video solo. Juve campione d'Italia e Napoli che perde con l'Atalanta. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ma perché che vuoi dire? Di cosa vuoi parlare? Come vuoi analizzare una partita infame? Il risultato è infame perché per come è andata, no? Tutti ci aspettavamo che il Napoli, molti si aspettavano che il Napoli crollasse contro l'Atalanta perché arrivava proprio l'avversario peggiore dopo la delusione dell'Europa League. Arriva l'avversario peggiore, un avversario con idee, un avversario che pressa in continuazione, un avversario che ha stimoli perché si stanno giocando la Champions League, l'Atalanta di Gasperini, che continua a non piacermi come allenatore, come persona in generale, ma che si lamenta solo a cazzi suoi. Ma c'è da dire che hanno dei bei giocatori, hanno delle belle individualità e sono stati messi insieme con raziocinio. E Gasperini non ha sempre giocato così, quindi vuol dire che ha visto certe potenzialità in questi giocatori e li ha messi in campo in un certo modo. E qui veniamo a noi. Peccato che noi ci dobbiamo sempre far influenzare dal risultato, perché se il Napoli cominciano la sfilza, posso fare la sfilza dei se Milik la mette dentro invece di tirare così piano, se Zielinski solo lui alla porta, se Mertens non è troppo altruista, eccetera eccetera eccetera, il Napoli la chiude, buonanotte. Ma con i se e senza i se resta una squadra che ha smesso di credere nel risultato. Il Napoli ha smesso di metterci il 150%. Questo è. Noi abbiamo sopravvalutato una rosa, un gruppo dei giocatori singolarmente che abbiamo visto fare cose straordinarie nel triennio di Sarri, che era stato in grado di cementificare un gruppo. Anche se giocavano in pochi, erano tutti comunque nel progetto perché si pensava di vincere, veramente. Sconfessando se stesso, Sarri, rinunciando al 4-3-1-2, capendosi nello spogliatoio con i giocatori e rendendosi conto che col 4-3-3 questi giocatori potevano dare il massimo, 150% ognuno di loro. Il che significa che Jorginho prende le chiavi in mano della squadra, a Isai gli fai fare le cose semplici, a Mario Rui, Insigne, il taglio, Gallego, tutte cose che noi abbiamo imparato a memoria, abbiamo imparato ad amare e ci aspettavamo che puoi cambiare il modulo, puoi cambiare i numeri, ma certe giocate le vedevi sempre. E invece no, non più. I giocatori non danno niente. Non lo so se dopo l'inizio con Ancelotti c'è stato quell'entusiasmo, Insigne segnava, sono venuti dei risultati, comunque abbiamo fatto un sacco di punti, siamo secondi, però nel girone di ritorno ne abbiamo fatti, quanti ne abbiamo fatti? 23 su 42, ho letto. E so pochi. Il Napoli arriva sesto, rispettando le famose grigliate. Ci rendiamo conto che alla fine avevano ragione loro. E avevano ragione loro. E che vuoi contestare? Sarri ha dato un'anima a questa squadra che ora non ha più. E Ancelotti è colpevole, per me, di non aver saputo dargliene un'altra. Perché ci è piaciuto vedere che il Napoli ha più anime, no? Più sfaccettature. Ci è piaciuto dire che il Napoli non doveva averne una sola, ma doveva averne tante a seconda della cosa. Non si può fare. Non si può fare. Abbiamo visto che questi giocatori ne possono ingarrare una quando sono tutti di buona lena, si mettono di buona lena e sono tutti in vena, ma se non gli dai uno spartito, questi giocatori qua non sono in grado di prendere le decisioni giuste. Salto l'uomo dal passaggio, segno, non sono in grado, fanno più errori di quelli che... Sono più le decisioni sbagliate che quelle giuste. E lo dicono i numeri perché il Napoli di Ancelotti fa più occasioni del Napoli di Sarri. È incredibile. Allora invece che concentrarsi su è colpa del gioco, è colpa di Insigne, è colpa di Usai, è colpa di Ancelotti, è colpa di ADL, è colpa del Pappone, perché comunque invece di dividerci tutti quanti noi, ognuno dà la colpa a uno e litighiamo tra di noi, io direi compattiamoci come ambiente, rendiamoci conto che è colpa di tutti, perché non teniamo un centrocampo e non si può far finta che la cessione di Hamsik sia stata una cosa così. Non si può cedere Hamsik, il capitano di una squadra, e poi andava rivisto in un nuovo modulo, a volte bene, a volte male, ma non si può cedere il capitano a gennaio senza sostituirlo nemmeno, non si può. Mo voglio dare metà colpa a De Laurentiis e metà colpa a Hamsik, perché se Hamsik non se ne voleva rimanere sarebbe rimasto, non è che De Laurentiis lo cacciava. Quindi metà e metà. Hamsik che ha voluto scappare a prendere i soldi, potevi aspettare un altro poco, e De Laurentiis che poteva aspettare un altro poco, non te li prendi 20 milioni dei cinesi e te mandi in almeno un anno il capitano in squadra. Rock non cambia, non leva e non mette. Poteva essere un ricambio a livello proprio fisico, nel senso Allan ha da respirare, mettono poco al Rock,
Marocco non sta giocando manco dove è andato. Quindi le colpe della società ci sono, le colpe dell'allenatore ci sono, perché io non capisco che gioco giochiamo. Verticale, sì, però siamo sfilacciatissimi, non siamo corti. 4-2, pensateci voi. Questo è il gioco di Ancelotti al momento. 4 difensori, con uno che sta più avanti, una volta è Mario Rui, una volta è Marquis. Semplice, non ci ha mandato niente perché pure Sarri faceva che uno era bloccato quando l'altro spingeva, quindi nessuna grande idea tattica. Uguale, due centrali che stanno in grossa difficoltà. Ruiz e Allen sono irriconoscibili. E poi pensateci un po' voi. Se sta salendo il terzino, l'ala destra si stringe un pochino, quell'altro saltate l'uomo, mettete un buon cross in mezzo e speriamo che Milik segna. Vedete di dare la palla a Mertens e speriamo che in vena invece di passarla segna. A me questo sembra. E così non va bene. Non va bene, abbiamo visto che non va bene. E i giocatori hanno la loro responsabilità, perché non si possono. Se tu hai bisogno di uno che ti dà gli stimoli e non li trovi da solo dentro di te, quelli che dicono Ancelotti deve dare gli stimoli, ma perché Ancelotti deve dare gli stimoli? Ma perché il giocatore non deve dare sempre il 100% di se stesso? Non deve sempre puntare alla vittoria, cioè dai c'era Ancelotti che ama vincere. Perché non dobbiamo voler arrivare prima degli avversari sulla palla e sembra sempre che vabbè, oramai la Champions è andata, possiamo tirarci pure il piede un pochino, ma non è che si tirano il piede, ma non danno quel 150. Questi giocatori per fare una grande stagione hanno bisogno di dare il 150% e non lo danno. E se non lo danno, la stagione non si può dire fallimentare mai, perché il Napoli deve centrare la Champions e l'ha fatto. Fallimentare è quando il Napoli non centra la Champions. L'Europa è mezzo fallimento, delusione, ma non è che noi l'Europa League la vincimmo, non è che noi la Champions League la vincimmo. La colpa è di tutti, non salvo nessuno. Inutile dare, non sono d'accordo se diamo la cosa, vedi, è Insigne la rovina del Napoli. No, perché vedi, senza Insigne, con Insigne in panchina, il Napoli è lo stesso Napoli che abbiamo visto con l'Arsenal, con l'Empoli, con Genoa, oggi con l'Atalanta. Alcune cose buone, non la chiudi mai, non sei cinico sotto porta e lo prendi nelle pacche, lo prendi indietro. Il calcio è semplice, se sbagli, se hai l'occasione e la sbagli, gli avversari non sono fessi ed è capace che ti fregano. Questo è. A margine mi piace ricordare che se Meret non prende Ronaldo e Ronaldo si butta a terra e rotola, è espulsione per Meret, perché basta l'intenzione del fallo. Se invece Gollini esce su Mertens e non lo prende, subito ha fatto non mi ha toccato, non succede niente. Questa è la differenza. Quindi ricordatevi, noi guardiamo sempre ai nostri limiti, ai nostri errori, e lo diciamo quando non meritiamo. Secondo me non meritiamo manco secondo posto, però poi devi vedere che cosa hanno fatto Inter, Milan e Roma e Atalanta, insomma. Atalanta mo sembra che lo merita più delle altre perché è esaltante quello che stanno facendo, ma meritiamo il secondo posto per inettitudine degli altri. Però contro quelli là il secondo posto è sempre una vittoria. Non li state a sentire a quelli che dicono il primo dei perdenti è un fallimento. Non è possibile che il secondo posto in Italia di questi tempi, con loro che hanno Ronaldo, Cancelo, Emre Can, Maron, o San Giuseppe o Creature, il secondo posto è sempre un grandissimo risultato che poi a noi non ci basta, perché noi abbiamo imparato che dobbiamo divertirci sul campo e vogliamo avere un'identità, vogliamo che al fischio d'inizio il Napoli si prende il pallone e domina, perché questo è più importante che vincere. Allora sì, allora va bene lamentarsi di Ancelotti, va bene rimpiangere Sarri, va bene tutto, ma non parliamo di stagione fallimentare per il risultato, che il risultato va bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vottaffarnista il video si può chiamare Vottaffarnista stagione, perché bisogna fare mercato, così è deprimente, È deprimente, a livello di depressione quasi.